Ciao, sono Ale Pittoni e questa è la storia leggendaria di Aprilia, il brand nato a Noale che da una piccola fabbrica di biciclette è diventata una delle case motociclistiche più vincenti al mondo. 1945, Noale, provincia di Venezia. Alberto Beggio fonda Aprilia, azienda familiare che produce biciclette. Ma la vera svolta arriva nel 1968 quando il figlio Ivano Beggio prende in mano la società e cambia direzione. Con un piccolo gruppo di collaboratori realizza i primi ciclomotori Aprilia. Colibrì, Daniela, ma nel 1970 con lo Scarabeo che il marchio trova la sua dimensione. Nel 1974 arriva la prima vera moto da cross, nel 1975 la prima Aprilia da gara e nel 1977 i primi titoli italiani nel motocross. Anni 80, Aprilia allarga il campo, arrivano ST125, STX, ETX e la mitica Touareg. Poi nel 1986 nasce la AF1, una piccola sportiva che porta sulle cilindrate accessibili l'immaginario delle moto da corsa. 1985 Aprilia entra nel motomondiale con la GP250 affidata a Loris Reggiani. Nel 1987 a Misano arriva la prima vittoria iridata. Da lì la pista diventa il grande acceleratore del marchio. Negli anni 90 infatti Aprilia diventa una scuola di campioni. Max Biaggi, Loris Capirossi, Valentino Rossi, Tetsuya Arada, Manuel Poggiali e Jorge Lorenzo. Intanto Aprilia conquista la città. Nel 1990 nasce Amico, il primo scooter interamente in plastica, e nel 1993 debutta lo Scarabeo a ruote alte. E poi arrivano Leonardo, SR, Gulliver e tanti altri modelli. Nel 1995 Aprilia presenta la Moto disegnata da Philip Stark, un oggetto così particolare da venire esposto al MoMA di New York. E nel 1998 entra nelle grandi cilindrate con la RS V1000. Aprilia corre, innova, cresce, forse anche troppo in fretta. Nel 2000 infatti acquisisce Moto Guzzi e Laverda con l'ambizione di costruire un grande polo motociclistico italiano. Ma tra debiti, mercato in rallentamento e necessità di fare un cambio di scala, nel 2004 viene acquisita a sua volta dal gruppo Piaggio insieme a Moto Guzzi. Dentro Piaggio, Aprilia si riposiziona come brand premium, tecnologico e racing. Oggi è uno degli asset strategici di un gruppo che nel 2025 ha fatturato circa 1,5 miliardi di euro, confermando margini industriali solidi anche in un mercato in calo. Da una fabbrica di biciclette a Noale alle piste del motomondiale, quando un marchio trasforma la velocità in identità, noi non abbiamo dubbi. Aprilia è a tutti gli effetti una Veneto icon.